Carissimi amici di Cielo di Web, ci troviamo al Museo del Calcio Siciliano di Noddonia. E oltre a Noddonia c'è anche Antonio Ciccere. E spieghiamo il motivo perché c'è Antonio Ciccere, perché c'è una busta qua sul tavolino, un pacco che è arrivato al Museo di Nino Donia. Quindi io ricordo, per chi ci segue, magari per chi non ci segue, il noi, io, Antonio Cicceri, Nino Donia e Dino Bandiera, il 18 febbraio 2023 siamo stati ospiti del Palermo Calcio, e in cui abbiamo assistito alla partita Palermo-Frosinone. C'è stata una grande accoglienza di Giovanni Tarantino, del presidente del Palermo, devo dire, un'accoglienza straordinaria. Abbiamo visto il museo del calcio Palermo. E poi Nino ha fatto una richiesta. Nino, che richiesta avevi fatto? Accettava una bella maglia del Palermo. Ora è arrivato questo pacco, lo apriamo insieme. O meglio, scusi, intervengo io. Non è che ha fatto una richiesta, dico, abbiamo parlato col presidente Mirri e se voi vedete il video di quel allora, che è stato messo da Giuseppe su Cielo TV, io mi sono rivolto al presidente Mirri dicendo: guarda, mio cugino Nino Donia avrebbe piacere di avere, dico, in omaggio una maglia del Palermo, e quindi ci siamo attivati parlando con Giovanni Tarantino, che ringrazio perché lui è responsabile del museo, responsabile del museo del calcio delle Aquile. Parlando con lui ha detto: sì, vabbè, sarà nostra cura inviarmela. Una settimana fa mi ha contattato, mi ha chiesto l'indirizzo del museo del calcio, gliel'ho dato ed eccoci qua con il pacco inviato, dico, da Giovanni. E ora lo dobbiamo aprire perché vediamo cosa quel magliaccio, vediamo. Cosa contiene. Nino è emozionato. Avere la maglia del Palermo, proprio Palermo. Io ne vorrei nausea tu Catania, tu Messina, della Cereale, tu Siracusa, tutte le squadre siciliane. Apriamo. Oh, Vedi? bellissima. Vedi? Perfetto, quella di quest'anno è. Sì, sì. Quindi Di dietro pure c'è. se giriamo, Qui. Matteo, Il giocatore del Palermo. Sì, un calciatore del Palermo. Sì. Nino, ormai il museo Sì. ha barcato. Io sta pittura la usavo io. È la maglia, ufficiale. Ufficiale del Palermo, vedete che bella. Grazie a Tarantino e tutto Palermo. E al presidente. Vedete qua c'è anche il logo vediamo, Della Serie B. della Serie B, quindi maglia originale. più che ufficiale. Originale. Ora Ufficiale. sta a me collocarla. Già hai preso spunto dalla visita al museo per fare queste cornici con i LED luminosi, quindi ora dobbiamo trovare lo spazio. E non solo le cornici, anche, dico, quelle ante che abbiamo dico, visto e notato quando siamo andati a fare visita al Museo del Calcio delle Aquile di Palermo, e stiamo cercando sempre in piccolo, o meglio, mio cugino sta cercando in piccolo, dico, di riprodurlo qua. Bella maglia, il colore rosariero, Palermo. Quindi Nino, Anzolino De Bellis e Sereni, Crevi, Benedetti e Malavasi, che mi ricordo, a difesa anni 60. Quindi ad Maiora dobbiamo ora ricevere ulteriori maglie. Vediamo come. Sono contento, io ricevo maglie. ora dobbiamo fare una sezione maglie moderne, perché abbiamo sezione maglie del passato. Non è una sezione. Io anticipo una cosa, e gliel'avevo detto a mio cugino, che 18 anni fa abbiamo fatto con gli avvocati di Patti, qua c'è la foto, siamo andati, abbiamo fatto la finale scudetto a Misano Adriatico e abbiamo giocato contro gli AC Avvocati Patti, avvocati di Milano.
Io ricordo a me stesso e lo dico a voi che per regolamento si potevano far parte della squadra due calciatori che i cosiddetti fuori quota, che non erano avvocati ma dovevano avere dico, più di 40 anni. Allora dico, per non andare, noi avevamo come fuori quota Salpietro e Arancitello, gli avvocati di Milano avevano come fuori quota Massaro ed Eranio e noi dico però solo uno poteva stare in campo e noi perdevamo 2-0, abbiamo pareggiato 2-2 e abbiamo perso al golden goal che ci ha fatto dico, il gol al 107esimo. Il gol ce l'ha fatto dico, che chiudeva, che ha sancito dico, la vittoria degli avvocati di Milano. Ce l'ha fatto dico, se voi ricordate il reality del Cervia che c'era sempre Ciccio Graziani allenatore, era dico, uno dei partecipanti dei calciatori del Cervia, che tra l'altro era avvocato. E quindi dico, siamo diventati vice campioni d'Italia. E poi abbiamo avuto le riconoscenze dal Comune di Patti, dal Consiglio dell'Ordine di Patti, e insomma di una cosa bella. Belle soddisfazioni. Perché dico questo? Perché ho promesso dico, al mio cugino Nino dico, che darò la maglietta, dico, la maglia di allora, che noi dico, abbiamo dico, con la quale abbiamo onorato alla grande. Sì, abbiamo disputato dico, la finale. La maglia dico, è questa qua, questa che vedete in questa foto. Sì. Jonax. Sì. Così il museo si arricchisce di un ulteriore cimelio. Poi qua gli occhi non possono che andare in quella bella maglia giallo-rossa che quest'anno ci ha dato grandi soddisfazioni. Grandi soddisfazioni. Se sei in seconda e la maglia di San Pianiceto al primo anno promosso in seconda. E io vorrei ricordare a tutti chi seguirà questo video, giorno 14 tutta a San Pianiceto c'è la partita, l'ultima casalinga contro il Roccavaldina e ci sono molte sorprese a partire dalla maglia, ma non diciamo nulla. Quindi venite il 14 di aprile a San Pianiceto a sorpresa, Nino. Perché a sorpresa. il 14 di aprile ci saranno molte sorprese, ma come avete potuto capire ci sarà il festeggiamento dico, della promozione dico, della ASD San Pianiceto in seconda categoria. Al primo tentativo. Un ringraziamento a tutta la società della nuova squadra di San Pianiceto e in particolare Franco Florum e Damiano, che fanno un lavoro incomiabile. Il lavoro c'è chi va in campo, ma poi c'è il lavoro anche dietro le quinte. Pure Antonio a trovare gli sponsor, Fabio e Antonio Spadaro, Marco Antonio Delia. Devo dire c'è stata un'unione di gruppo e poi aver fatto la presentazione qua ha portato bene. Sì, abbiamo fatto la presentazione, io l'ho detto quando mi hai intervistato di Quattro Grotta, noi quando abbiamo fatto la presentazione abbiamo come dirigenza abbiamo promesso dico, di tentare di fare al primo tentativo il salto di categoria. E ci siamo riusciti, e io sono contentissimo e ancora una volta ringrazio tutti, calciatori, dirigenti, sponsor, allenatore in primis. direttore sportivo. Tutto quanto, tutti. L'unione fa la forza, come ho detto più di un'occasione, l'unione fa la forza. E dopo 20 anni rifare la squadra, riaprire il campo, è stata un'impresa. Non pensavo. È stata un'impresa veramente. Io pure. Però dico, le promesse sono state mantenute. Qualche merito ce l'abbiamo. Le promesse sono state mantenute. Va bene, ringraziamo ancora una volta Giovanni Tarantino. Ringraziare il giornalista Gaetano Sconzo. Ringraziamo Gaetano Sconzo, Giovanni Tarantino, il presidente Palermo Gabriele Pomar, il noti giornalista di Palermo. Perché ormai diciamola tutta, ricordiamo prima che noi andassimo a Palermo, Tarantino, il giornalista
Sconzo e Pomare. Sono venuti qua a Sì, visitare assieme il museo, quindi, assieme a Dino Bandiera e pure c'era cosa con Scandino. Allora, sono venuti qua a visitare proprio il museo e poi noi abbiamo ricambiato la visita. Grazie Va Antonio, bene, grazie grazie a te, Nino, Giuseppe, grazie. ringraziamo ancora una volta Giovanni Tarantino per questa bella maglia che arricchisce ancora di più il museo di Nino Donia. Vi ricordo il museo è visitabile tutti i giorni, basta chiamare a Nino. Sono venuti persone da Messina l'altro giorno, no? come? Sono venuti persone da Messina perché vogliono vedere il museo, ragazzi, mi hanno quindi telefonato, dice possiamo venire a visitare. Sì, come no? nella pagina del museo c'è il numero di telefono. Chiamate e Nino vi accoglierà a braccia aperte. E non finisce È qui. un merito pure tu. Va bene. Non lo ascolto. Vabbè, Grazie. ma questo è scontato. No, Giuseppe, perché no, Giuseppe fa parte del museo del Sì, calcio. come no? Perché lui mi dice... Ormai siamo nati col museo. Io mi diceva sempre può fare un museo, può fare un museo. Ah, Io non certo, sapevo certo. che volevi dire. Ah, Non pensava mai. Infatti. grazie Antonio Ciccioli, grazie Nino Donia, Grazie, alla grazie. prossima e non finisce Buona qui. serata, buona Ciao, ciao.